Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di seguirci, grazie ai nostri ospiti. Parliamo con la CIA del Veneto, agli agricoltori e con gli addetti ai lavori, quindi di cose anche molto importanti, perché affronteremo anche il tema della peste suina, dell'aviaria. Ci avete sollecitato, anche alcuni di voi ci hanno sollecitato a questo riguardo, un po' preoccupati per capire che tipo di espansione viene ad avere, le ripercussioni e le conseguenze. Parleremo di qualche novità relativamente alle coltivazioni di canapa, c'è qualcosa che forse potrebbe aiutare il settore, sappiamo che ci sono dei giovani che sono anche impiegati in quest'ambito, e insomma e altre tematiche che emergeranno nella nostra chiacchierata con Gianmichele Passarini. Ben ritrovato, presidente di CIA Veneto, grazie di essere qui con noi, e Maurizio Antonini, stavolta direttore di CIA Veneto. Grazie a lei e saluti ai nostri telespettatori. Allora, grazie direttore. Presidente, cominciamo un po' a inquadrare la situazione. Io direi di partire un po' dalla diffusione dell'influenza aviaria, perché sta preoccupando, ma è corretto questo? Ci sono 25 focolai in Veneto, mi sembra, anche nel Veronese tra l'altro. Ma guardi, allora la questione dell'influenza aviaria è più un problema che riguarda il contesto europeo ad oggi come emergenza. Noi abbiamo avuto circa una sessantina di casi nell'annata precedente, ad oggi il sistema tiene, non rileva casi, non rileva emergenze. Questo perché si è fatto un grande lavoro, soprattutto di contenimento per quanto riguarda le biosicurezze, di gestione aziendale, ma soprattutto anche di strutture. Ovviamente il sistema produttivo insieme al sistema veterinario hanno adottato già da tempo precauzioni tali che ci permettono anche di avere un monitoraggio sia attivo che passivo di quella che è la situazione. Una situazione che è molto legata, purtroppo come sempre, anche per i temi che andremo poi ad affrontare, a quelle che sono le movimentazioni della fauna selvatica. Infatti, le nuove rotte migratorie, quello che riguarda ad esempio i cambiamenti climatici che hanno un po' cambiato quelli che sono gli spostamenti di questi uccelli migratori, spesso generano dei problemi all'interno delle nostre aziende, ma che per fortuna sono problemi che non riguardano la salute pubblica, ma riguardano purtroppo quella che è la salute economica delle nostre aziende, che sono coinvolte in danni ingentissimi. Ecco, ci spieghi, perché poi quando raccontate voi le cose è fonte diretta, per cui non siamo fake news. Poi guardando sul web o non si sa, ci sono notizie che invece destano allarme. Si vuole anche un po' sollecitare l'opinione pubblica, no? Con delle notizie di un certo tipo, ma c'è da aver paura anche per gli allevamenti più piccoli, al di là di quelli enormi, stiamo vedendo delle immagini di importanti allevamenti, oppure no? Cioè c'è un'allerta, si ricorda anni fa che ne parlammo e si diceva bisogna usare determinate cautele proprio perché ci sono questi transiti di uccelli migratori, possono portarlo, quindi tutta una serie di precauzioni. Anche i piccoli devono stare attenti oppure non siamo a quei livelli lì? Ma ovviamente i piccoli sono sempre un problema perché difficili da gestire, difficili da censire. Diciamo che gli allevamenti, quelli chiamiamo così domestici, quelli che sono votati al mercato, hanno già adottato da anni, parliamo già dagli anni 2000, quelle che sono tutta una serie di biosicurezze sia strutturali, quindi riguardanti quella che è il capannone, piuttosto che le recinzioni, piuttosto che quelle che sono le strutture come i cementi, tanti altri accorgimenti che sono dettati appunto da delle checklist ministeriali per le quali noi siamo tenuti. E quindi hanno già adottato da tempo quelli che sono dei sistemi di precauzione che hanno permesso negli anni ad avere anche una gestione di un contenimento. Ovviamente tutto questo è stato fatto d'insieme con le autorità preposte, con le autorità veterinarie, con l'istituto zooprofilattico. Per quanto riguarda ad esempio gli allevamenti più piccoli diventa sempre più difficile perché ovviamente sono molti, però negli anni c'è stata anche lì una consapevolezza nel prendere atto che attraverso una gestione oculata, come ad esempio la recinzione, con il contenimento degli animali all'interno di questi siti, può dare una mano a quella che è una gestione dell'influenza aviaria volta al mantenimento appunto di una produzione importante. Guardi, 980 milioni di euro è il valore del sistema avicolo veneto, del quale 325 milioni riguardano le galline ovaiole, quindi lei può capire quanto importante sia una produzione del genere per il sistema
veneto, veronese, padovano in questo caso, dove vicentino. I focolai riscontrati sono sempre dello stesso virus, quello dell'H5N1, o ci sono delle varianti? No, ad oggi... Perché so che l'Istituto Zooprofilattico ha fatto delle... Ovviamente io non sono un veterinario, quindi qui c'è un grande lavoro dell'Istituto Zooprofilattico, dei direttori preposti. Le varianti ovviamente ci possono essere, ma la situazione è sotto controllo. Oggi qual è il tema? Il tema è che probabilmente con un sistema europeo che viene aggredito, abbiamo visto anche paesi come la Polonia, paesi come la Francia che abbattono, vi è la necessità di alzare un'ulteriore barriera come quella dell'utilizzo di un vaccino che i nostri allevatori ci chiedono a gran voce, perché CIE Agricoltori Italiani in questo caso rappresenta gli allevatori, le nostre centinaia di allevatori, che ci dicono: guardate, sì, va benissimo la biosicurezza, va benissimo il monitoraggio, va benissimo una consapevolezza gestionale, ma se non abbiamo uno strumento in più come quello del vaccino rischiamo di perdere una produzione leader per quanto riguarda il sistema veneto. Perdere una produzione leader per quanto riguarda il sistema veneto vuol dire aprire poi a quelle che sono le importazioni dall'estero su produzione delle quali non sappiamo nulla. Tra l'altro in un contesto di una produzione allevatoriale come quella della carne bianca che è contemplata in tutte quelle che riguarda le diete per le sue particolarità appunto benefiche, per quanto riguarda i meno grassi, più proteine, quindi un forte apporto anche nella dieta mediterranea. Il timore che è quello che è successo negli Stati Uniti, no? Tanto è vero che si chiede, che era stato richiesto un commercio di uova con il Veneto, con l'Italia, perché avevano bisogno, non avevano più pollame, hanno dovuto distruggere. È un timore che potrebbe capitare anche da noi oppure no? Perché a volte le cose cominciano laggiù, poi arrivano a strascico, allora molti dicono: non è che rischiamo anche noi di perdere, a fronte di tutto quello che ha detto il Presidente, che per fortuna è sacrosanto, si è adottato poi dai produttori, perché è premesso che devono essere anche i primi a essere attenti. Beh, guardi, sulla questione delle uova assolutamente no, nel senso che noi siamo produttori per quasi il 98% dell'autoconsumo nostro interno e quindi noi produciamo a quello che noi oggi ci serve. Per altri prodotti è un bel problema, è un problema relativo alla commercializzazione dei nostri prodotti e quindi oggi questi prodotti che vengono sempre più valorizzati ma sempre più messi in discussione con i dazi, quindi oggi il problema dei dazi è un grosso problema anche dell'agroalimentare italiano, anche dell'agroalimentare veneto. Ricordiamo che quasi 9 miliardi di euro è l'agroalimentare nazionale relativamente ai dazi americani e di questi circa 800 milioni di euro è per quanto riguarda l'agroalimentare veneto, per quanto riguarda l'America. E quindi noi oggi un problema particolare ce l'abbiamo con i dazi. Dobbiamo intervenire in maniera importante su questo, dobbiamo far sì e valorizzare i nostri prodotti. I prodotti del territorio veneto sono prodotti di alta qualità e quindi sull'alta qualità noi dobbiamo giocarci anche la possibilità della valorizzazione di tutto questo e per dare più redditività alle nostre aziende agricole. Quindi tutto va su questa linea, la linea della valorizzazione. Italia sounding vuol dire che il nostro prodotto viene copiato all'estero, è uno dei grossi problemi che noi oggi abbiamo e dobbiamo sempre più limitare questa diffusione di questo male delle politiche sleali che ci sono nei nostri confronti. Quindi dobbiamo valorizzare i nostri prodotti e la valorizzazione va con grossa attività di marketing che noi oggi dobbiamo fare a livello veneto ma anche a livello ministeriale e a livello europeo. Ecco, infatti adesso il direttore ha accennato al discorso dei dazi di cui si è sospeso di parlare perché altre vicende sono subentrate, quindi un po' anche i media diciamo che hanno distolto l'attenzione da quello che era un tema. Per fare il punto della situazione, come siamo messi? Sono stati applicati i nostri prodotti o no? Se era in fase di trattativa, qual è lo stato dell'arte? Visto che il direttore ha puntato l'accento. Diciamo che per quanto riguarda l'applicazione dei dazi, come sappiamo c'è stata una sorta di sospensiva da parte del Presidente degli Stati Uniti d'America che ci dà un margine di respiro rispetto a quello che potrebbe essere un impatto, che potrebbe avere una politica così conservativa nei confronti delle nostre esportazioni. Però il tema è sicuramente i dazi, ma il tema è anche sicuramente legato a quella che è la capacità che avremo come sistema europeo
di rispondere a quelle che saranno le difficoltà che questi dazi potranno creare. Quindi ancora non c'è tranquillità? No, siamo la in una tranquillità fase... ovviamente non c'è. Noi come CI Agricoltori Italiani crediamo che innanzitutto vada messa in piedi quella che è una ferrea trattativa. Su questo devo dire l'Unione Europea ha una sorta di mestiere, in quanto parliamo di un mercato importantissimo, e quindi la linea della trattativa deve essere una trattativa che ovviamente non può venir meno. Poi noi scontiamo però anche tutta una serie di dazi interni che non sono legati più che altro alle tariffe, ma sono legati ad esempio alle normative. Noi spesso all'interno dell'Europa, quindi come CIA, crediamo che ci sia un'armonizzazione di quelle che sono le normative, perché spesso abbiamo della concorrenza tra Stati membri. Le faccio un esempio così per non cadere proprio nell'aleatorio, cioè sull'ortofrutta ad esempio tra l'Italia e la Spagna ci sono diversità di regole produttive, in quanto la Spagna utilizza alcuni prodotti in deroga che in Italia sono vietati. Questo cosa vuol dire? Portori ad esempio antiparassitari. Esatto. Ecco. Questo cosa vuol dire? È chiaro che questo poi ti porta ad avere una sorta di concorrenza sleale all'interno dello stesso mercato. Quindi questo è un tema, quindi già attraverso un'armonizzazione e all'interno di un percorso di reciprocità all'interno degli Stati membri già avremo un mercato un po' più consolidato. Poi c'è un tema che riguarda ovviamente la possibilità di andare a scoprire nuovi mercati. Questo è un lavoro che è più facile a dirsi che a farsi, perché le nostre aziende comunque sono già presenti nei mercati esteri, lo sono negli Stati Uniti, ma lo sono anche nell'India, lo sono in Cina. Ovviamente qui cosa serve? Qui serve una grande politica di accompagnamento, quindi forti investimenti sulla promozione, forti investimenti su quello che è il marketing, e accompagnare le nostre aziende nei percorsi di relazione all'interno dei paesi terzi, che spesso hanno anche diversità normative per quanto riguarda le regole commerciali. Quindi, come vede, il tema è complesso. Gli Stati Uniti sono un partner importantissimo, in quanto è un mercato che marginalizza ha molto margine, ha molto valore. Lei pensi che dal 2023 ad oggi abbiamo realizzato un più 17% per quanto riguarda il valore delle esportazioni, quindi possiamo immaginare quanto il mercato degli Stati Uniti possa essere importante. Questo non vuol dire che noi dobbiamo andare verso gli Stati Uniti con il cappello in mano, ma dobbiamo agire da fronte unitario come quello europeo e far valere quelle che sono le nostre ragioni, soprattutto di prodotti italiani, made in Italy, per cui crediamo che l'Italia deve essere capofila di quello che riguarda una trattativa, perché siamo gli operatori che hanno molto più prodotto da portare negli Stati Uniti, e quindi un sistema che deve agire all'unisono tutto insieme. Questo si collega anche al fatto che a noi interessa molto un mercato come quello statunitense, dove c'è una grande marginalità, perché il mercato interno langue, sono anche dati di questi giorni, no? Potere d'acquisto degli italiani che scende verso il baratro sempre più. E scende sempre di più anche il valore aggiunto delle nostre aziende agricole. Lo diciamo sempre nelle nostre possibilità in cui ci viene richiesto. Fatto 100 il valore finale, solo il 15% va agli agricoltori, e quindi c'è un margine di redditività bassissimo. Ed è la stessa cosa, praticamente poco guadagnano gli italiani, poco guadagnano gli agricoltori. Noi dobbiamo aumentare questo margine per dare la possibilità alle nostre aziende di fare reddito. Lo diciamo sempre, le nostre aziende, o meglio i nostri agricoltori, non sono solo quelli che producono materia prima, ma producono anche, sono nel paesaggio, producono territorio, e tutto quanto questo ha un costo. Io penso che la valorizzazione dei nostri prodotti passa per questo, passa per la valorizzazione del nostro territorio, passa per la redditività delle nostre aziende agricole, quindi dobbiamo dare la possibilità ai nostri agricoltori di avere un reddito maggiore. In che maniera far questo? Cercare di trovare sempre più quel sistema di comunicazione, il sistema di agnosi che noi dobbiamo avere con i consumatori. Sempre più i consumatori devono andare alla ricerca dei nostri prodotti, dei prodotti made in Italy, magari prodotti anche made in Veneto, made in Padova. Certo. Allora, interrompiamoci qua. Abbiamo affrontato questo capitolo che so che interessava anche a molti di voi. Non sono
veterinari, per cui delle domande specifiche abbiamo già avuto l'opportunità di avere con voi, mi ricordo il Veneto Agricoltura, no? Che può dare delle risposte, magari un'altra volta interpelleremo con CIA anche l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, così abbiamo anche il capitolo più veterinario della situazione, perché so che i nostri telespettatori sono molto addentro e ci fanno delle domande, delle mail molto specifiche, però molto settoriali. Pubblicità qualche secondo, ritorniamo insieme, parliamo anche della peste suina tra poco.